Io sono uno di quelli che non crede alla malafede. Ma stasera è una di quelle sere in cui fai fatica a parlare di tutto quello che vedi mantenendo la serenità. Ecco, mettiamola così. Questo è un video facile. È un video facilissimo. L'unica cosa io lo rendo difficile tecnicamente perché mi diverto. Vedi, abbasso la ciaracinesca. E mi sono legato a Falco, che ha visto degli scandali altrettanto inaccettabili nella partita della sua Lazio con la Fiorentina. Veramente, cioè, dateci una partita alla volta da impazzire, perché altrimenti non si può. E questi episodi, che poi in reaction si affrontano in un modo, in live abbiamo avuto un'evoluzione dell'episodio, non sono gli unici, non sono assolutamente gli unici. Io vi do il benvenuto se vi siete iscritti su questo canale ieri o se siete arrivati oggi, e dirò le cose forti così come me la sento, senza avere paura di nessun mi piace, non mi piace, lo scandalo eccetera eccetera, perché quando Højlund posta il suo replay rallentatissimo utilizzando le immagini che ha usato il VAR per annullare questo gol qua, è bellino, perché lui dice guarda non l'ho nemmeno toccata, e utilizza i frame by frame che si vede anche dall'altra inquadratura, l'avete vista tutti, me la state anche mandando, ne abbiamo parlato in live, dove anche da quell'inquadratura là non si vede il tocco di mano. C'è però una prospettiva dove il pallone è dietro la mano e sbatte contemporaneamente sul petto, dove potrebbe sembrare perché lui la sta togliendo. A quelle immagini i tifosi, che non sono tifosi, i tifosi quelli là, che non siano tifosi del Napoli ma che siano tifosi dell'Inter, che io credo la maggior parte sono tifosi dell'Inter, hanno detto grazie Højlund per aver mostrato un replay dove si vede che l'hai presa con la mano. E siete... senza scantonare, vi sembra possibile che se lui l'avesse presa con la mano avrebbe poi postato il replay incriminante? E là siete... voglio dire. Invece è questo qua, che poi è il primo replay che ci hanno fatto vedere in TV, che scagiona tutto, perché si vede il giro del pallone che non cambia quando la palla si avvicina alla mano. Lui non vi fate distrarre, li dovete vedere per forza, io rischio, non me ne frega niente. Il giro del pallone non cambia finché non si vede proprio che sbatte sul pettorale, e il pettorale che si muove, la mano non vibra, il pettorale si muove e la palla cambia giro. Quindi quando poi si sono fatti dei discorsi che vanno nel profondo del regolamento, questo non è calcio, bisogna rifare il regolamento, perché allo stesso Conte viene ingannato perché dice non se la può togliere la mano lui l'ha tolta. Questa è la cosa assurda e gravissima, la mano lui l'ha tolta. Quindi non parliamo più di un fallo di mano che probabilmente ininfluente, in figura, non è che se la aggiusta sul piede, tutti i discorsi calcistici belli, logici, che ci possono portare a un ragionamento sul cambio di regolamento. Nemmeno quello, è solo colpo di petto netto. Ora se qualcuno avesse ancora il dubbio ci conferma, che non c'è un chiaro ed evidente errore, perché non è chiaro e non è evidente. Qualcuno può avere ancora il dubbio, e se c'ha il dubbio il VAR non può proprio permettersi di chiamare, e nemmeno di chiamarlo, non lo chiama nemmeno al monitor, toglie il dubbio il VAR. Che ci diamo un'ezza la gente, ecco perché. Quando il dubbio non è risolto da due inquadrature, questo qua per me è chiarissimo, quell'altra con la prospettiva ti lascia il dubbio, e se ti lascia il dubbio devi lasciare il gol perché l'arbitro non l'ha chiamato. Quindi questa è la prima cosa importantissima. Poi l'analisi la facciamo, voi vi credete non facciamo l'analisi perché vogliamo solo fare polemiche arbitrali. No, ho preso altri screenshot, non vi preoccupate, state tuned, non vi preoccupate. Questa è la prima cosa, e ribadisco, qualora ce ne fosse bisogno, non è che io faccio il ragionamento questo gol era buono quindi abbiamo vinto 3-2, no, perché che ne sai, dopo questo gol magari ti incarti ancora di più, oppure ne fai 5 dopo, preso dalla foga e dalla meraviglia, non lo puoi sapere. Però questa cosa qua, che è quella che ci dà la mazzata finale, e cioè il secondo gol del Verona nel primo tempo, qua
mi dispiace, se vogliamo accettare che il fallo di mano in questione è scomposto perché è troppo alta la mano di Buongiorno, eccetera eccetera, devi vederlo quella gomitata che non perché la gomitata infatti non permette a Buongiorno di arrivare sul pallone con la testa. Quindi era proprio il ma prima, cioè esiste il fallo di mano di Buongiorno, lo vuoi considerare punibile anche se sta in volo e non va, ma prima subisce fallo dal Cristiano in giallo. Questo doveva dire l'arbitro, subisce fallo dal Cristiano in giallo, e non c'è altro dubbio, non ci sono dubbi al riguardo. Queste a volte ci sono quelle situazioni grigie, e ve ne farò vedere una di cui non parlerà nessuno. Situazione grigia dove io da tifoso dico beh, e un altro di un tifoso di un'altra squadra dice beh, e là abbiamo il dubbio. Qua non ci sono dubbi, qui non c'è nessun dubbio, e si possono poi questi video farò anche dei reel. Io non c'ho molto tempo oggi, però è oggi che se ne deve parlare, perché andiamo a montare delle polemiche che Conte ha provato a spegnere proprio sul nascere verso la partita con l'Inter, dove c'è stato un fuorigioco chiamato dietro al centrocampo. C'è stato un fuorigioco chiamato dietro al centrocampo, è proprio il regolamento, non è il dubbio là. Hai chiamato il fuorigioco dietro al centrocampo. Quindi succede a tutte le squadre, e se succede a tutte le squadre è ancora peggio, perché noi non possiamo parlare la malafede contro la nostra squadra. La Lazio in questo momento si sente perché troppi consecutivi. La malafede verso le nostre squadre, l'Inter potrà reclamare su altre cose, il Milan potrà reclamare su altre cose, Scalvini, la Roma, l'Atalanta potrà reclamare. No, il problema serio, serissimo, è che la stanno mettendo in caciara, arrivando al punto dove noi stessi tifosi arriveremo a rinnegare il VAR come cosa positiva, e si ritornerà all'egemonia arbitrale. Ma non l'ho vista, e si va avanti. Questo secondo me è il pericolo più grande, che invece di migliorare, perché il VAR qualche cosa aggiusta, continua ad aggiustare, ma invece di migliorare si manda tutto in confusione, e come diceva Edoardo, la confusione aiuta i potenti, sempre, quindi non è malafede quella squadra, no, i potenti sguazzano nella confusione perché hanno più potere, quindi nel casino generale quelli che sono un pochino così impreparati resteranno impreparati e i potenti vanno avanti. Questa è la mia considerazione, pensatela come volete voi. Rialziamo la saracinesca così e andiamo a vedere altre cose. Una delle cose è questa qua. Lo prendono proprio perché delle volte la reaction non è solamente per divertirci alle mie reazioni così. Io vedo delle cose in reaction subito, che poi se vai poi a rivederti gli highlights, questa azione non uscirà da nessuna parte, ma aggrapparsi proprio perché questo è l'unico fallo importante, fallo di mano volontario che interviene e che arreca un danno possibilmente, perché poi lo acchiappi per il fallo di mano, il fallo in mano, e qua speriamo che Lang è tutto a posto, perché poi l'abbiamo visto coi bambini. Questo poi è un altro paio di maniche, ma questa è un'altra di quelle cose che andranno così in cavalleria. L'arbitro ha avuto 8,60. Ottimo. Poi pure non capisco perché il voto va da 8,70 fino a 8,20, cioè quando sei insufficiente prendi 8,20, cioè è una cosa bellissima. Comunque l'arbitro ha avuto ottimo, proprio futuribilità, è proprio uno di quelli bravi, e se vogliamo possiamo anche accettarlo, perché l'arbitro in campo aveva fatto meno errori di quanto poi il VAR non abbia combinato richiamandolo, oppure dicendo trust us, cioè, fidati di noi, l'abbiamo visto bene noi con gli schermi così. Quindi in teoria quando poi diamo un voto all'arbitro, il voto si dovrebbe dare al VAR, perché l'arbitro è un mestiere difficilissimo, e lo ripetiamo e lo vediamo. Il VAR dovrebbe essere un mestiere più facile. Siete dietro agli schermi, non avete limiti di tempo, il recupero c'è, poi dipende come lo volete calcolare. Vedete bene che non avete visto bene. Il discorso di Elba. Qua ho preso altri screenshot che vi farò vedere anche un po' più grandi, però già da qua si vede proprio la cosa. Però prima della strangolata prende un pugno. Gli dà un pugno, e mentre gli dà un pugno a Lucca, il Frese, l'autore del gol, mentre gli dà il pugno urla lui, come se avesse preso una gomitata che Elmas non dà, che è un miracolo che Elmas non abbia dato una gomitata di reazione qui. Però
Questo va visto ovviamente in video perché il frame non rende giustizia, e questo video purtroppo lo devo fare sui mini social. Datemi un po' di tempo e seguitemi @azzurrofluido dappertutto, perché dobbiamo fare la rivoluzione. Non è possibile andare avanti come se niente fosse e vabbè, ma poi il Napoli ha giocato male il primo. Giustissimo, abbiamo giocato male il primo tempo, fisiologico, sbagliato. L'approccio non è stato sbagliato, lo ripeto quello che abbiamo detto in live. Con Elmas noi cominciamo bene, il tiro, le cose, poi dopo prendiamo la botta quello non era nemmeno un contropiede, adesso lo vediamo. Però questa qua prende un pugno prima e poi lo strangola, una cosa meravigliosa, nessun giallo, niente. È questo qua, cioè tu hai chiamato questo fuorigioco qua con quello dietro alla linea. Va bene, andiamo all'analisi tattica, ci rispostiamo, perché era molta anche la voglia di dire vabbè, mi rifiuto proprio di parlare di calcio e di analisi dopo una partita del genere, ma no! Non ci avrete mai, questo vogliono, che poi non parliamo di calcio e facciamo solo polemiche, ci accusano delle polemiche, invece no. Pochi screenshot, giusto per rispondere alle vostre domande che mi avete fatto anche ieri e non sapevo rispondervi. Il gol del Verona, quello di Frese, non è che loro hanno recuperato il pallone e sbagliamo noi in impostazione, loro fanno un retropassaggio al portiere e ripartono dal portiere, con 4 passaggi arrivano in porta. Il primo, il rilancio del portiere. Ora il pallone voi non lo vedete, ma vi assicuro che è qui, è questo pallino qua. Lo facciamo in azzurro e in rosso. Vabbè, questa macchia rossa è il pallone, fidatevi, che poi è rosso e poi è arancione, eccetera eccetera. Colpo di testa, credo proprio di Frese, che sono quasi convinto che sia Frese, su Politano che non salta. Prima cosa, la palla arriva a Orban che va in duello con Rachmani, che lo segue fino ben oltre il centrocampo. Bravissimo Orban, fa una cosa incredibile, resiste alla carica, riesce a girarsi e a scaricare su Bernede, quindi qua perde il duello Rachmani purtroppo. Bernede avanza, tutti poi vanno in rincorsa, si arriva in questo momento qua dove è arrivato Frese e Politano no, quindi Politano avrebbe dovuto poi seguire quello che è il suo uomo fino in fondo. Frese farà questo movimento qua per arrivare poi a fare il colpo di tacco in questa zona. Nel momento in cui arriva Politano, Frese diventa in zona di Lorenzo. Come vedete qui Orban è rimasto in quella zona, quindi Rachmani ha preso al centro, credo fosse Sarr, e a questo punto noi siamo lì a fare densità, ma non abbiamo gli uomini uomo su uomo perché stiamo cercando di rincorrere un altro uomo, è questo qua che poi farà l'assist, e qua probabilmente ci doveva essere Lang. Me ne vado per un'ipotesi perché poi l'inquadratura ovviamente non ci fa vedere tutti gli uomini. Ecco, come vedete in questo momento è arrivato Politano, ma è molto in ritardo, e Frese nel frattempo sta per fare sembra quasi che sai poco. Allora questo movimento, in questo caso, e Di Lorenzo lo dovrebbe sentire che in questo caso non sta marcando nessuno, gli sta arrivando il terzino alle spalle, dovrebbe sentirlo e bloccarlo. Quindi come vedete possiamo dare varie colpe, se vogliamo dare le colpe per forza, un po' a tutta la squadra. Questo è proprio un errore di squadra sul cross pure, forse insomma arrivando così, forse Milinkovic-Savic una mano ce la può mettere. Credo sia preoccupato dal coprire tutta la zona del primo palo, perché se questo tira in porta, poi se tu stai un pochino, se anticipi il pallone è un po' problematico. Però qua è Di Lorenzo che insomma deve sentire questo movimento e non può andarsene da solo. Poi lui segna di tacco, vabbè. Questa è la cosa di Elmas, gli cambia proprio i connotati. L'arbitro sta là vicino, mamma mia, non ho parole per l'arbitro. 8,60, ottimo, perché poi è vero che il grosso lo fa il VAR, ma questo lo deve vedere l'arbitro direttamente. Ma andiamo, ma non c'è problema, questa qua ne parliamo sui mini social. E questa è l'altra cosa di cui nessuno parlerà, che abbiamo accennato in live, però la live è troppo lunga, si perde. Speriamo che qualcuno qua mi sente, ma parlo proprio con i giocatori qua, perché è vero, Di Lorenzo secondo me sente, è troppo corretto, sente che questa mini trattenuta, che è una trattenuta di maglia, quando si allarga la maglia, quando si tira la maglia è fallo, signori, come quello di Hila, e quello di Hila è molto più vistoso. Poi Hila molto più vistosamente fa una capriola che non è nemmeno giustificata, però devi, anche accentuando ed esagerando, non gliel'hanno dato. Qua
E sta arrivando sto pallone bello tagliato da Lang. Avremmo parlato 2 assist di Lang, perché poi cambiano proprio cambiano i connotati di una stagione. Se tu dici Lang però decisivo, è assist che riporta la squadra. Di Lorenzo viene un po' trattenuto, non gli viene proprio di fare quella protesta veemente, dice valla a vedere. Il Verona ha buttato il pallone fuori per costringere l'arbitro ad andare a vedere il VAR. Magari il VAR stava già controllando, perché figurati, è stato un VAR a chiamata, l'hanno scritto in parecchi, dice io butto la palla fuori, devi andare a vedere il VAR, sono convinto del fallo di mano. È vero, il fallo di mano c'era, ma c'era prima la gomitata. Quindi qua Di Lorenzo non protesta, si guarda intorno, dice niente, va bene, e pure per me è poca roba. Però è il principio che alle volte ti porta ad avere dei vantaggi e alle volte no. E andiamo a vedere le pagelle degli amici Bellini, a cui voglio dare soddisfazione, perché noi cerchiamo anche di andare oltre con il cavetto. E amici Bellini danno 5,5 a Milinkovic-Savic, forse per quella cosa che vi ho detto, forse la manona la poteva mettere. 6,5 per Di Lorenzo, il gol lo fa ed è fondamentale. Sono contento per il capitano, perché comunque si sta dannando l'anima in tutte le posizioni del campo per cercare di mettere una squadra che è disastrata dalle assenze e dagli infortuni. Rachmani 6, insomma, Orban l'ha creato un po' di problematiche, però il premio Michu va a Buongiorno con questo 5, nonostante noi diciamo che quel fallo di mano non ci doveva stare, non doveva essere chiamato. È evidente che Buongiorno non sta in una forma straordinaria e ci spieghiamo il perché Juan Jesus ha preso il suo posto. Insomma, non è solo una questione di leadership e di carisma, ma proprio di come si sta in campo, di come si imposta l'azione da dietro e anche la reattività su alcuni movimenti degli attaccanti. Non lo so, se è una questione fisica, ha riposato un po' di partite, quindi dovrebbe star fresco. È un discorso che ci dobbiamo porre, perché l'abbiamo pagato anche parecchio, e rispetto all'anno scorso in cui fece benissimo, quest'anno un po' meno. 6 più per Politano, tenderei ad abbassarlo un pochino, anche se poi quel gol che ci hanno annullato sarebbe stato uno dei suoi mezzi assist. Arriverei a 6 e mezzo. Lobotka, anche questo lo abbasso. Guido ha annunciato Raspa alla Roma nella chat dei poeti estivi. Al Napoli no a Lang. Guido però mo ti stazzi colpaccio, vabbè, sta sarcastico. Dicevo, anche lui un po' impreciso, anche lui un po' in affanno. Qua è proprio fisiologico. Lo sappiamo che Lobotka è fortissimo, ma può anche lui perdere un pochino il ritmo di una gara, e più che altro toccare il pallone una volta in più, qualche sbavatura in impostazione. Sono umani, è umano anche lui. Robotka. Premio Rally a McTominay, che nonostante tutto riesce a mettere la zampata con la testa, quindi una testata, e suona la carica, insomma, di questa reazione del Napoli, dove riusciamo ad agguantare il pareggio. 5 più per Gutierrez, sì, mi ha un po' deluso il ragazzo, Spina molto meglio di lui. 5,5 per Elmas, vero, secondo me corretto, nel senso che in quella zona tra le linee molto meglio a sinistra rispetto che a destra l'ho visto un pochino fuor d'acqua. Lang 6, alla fine va al tiro, ci aspettiamo qualcosina in più, non è che adesso Lang respira, che forte Lang, che bravo che sei a respirare. Semplicemente, essendoci anche resi conto che è difficile piazzarlo sul mercato per poi fare qualcosa di straordinario al suo posto, io direi vediamo quello che succede, ce lo teniamo fino a fine anno, ragioniamo per l'anno prossimo, e niente, non riesco a togliere le notifiche qua. Dicevo, sperando che possa ancora crescere. I poeti estinti sono molesti oggi. 6,5 per Højlund. Quel gol che gli levano è un golasso, tra l'altro, perché il modo in cui la mette a terra col petto, un pallone sparatogli addosso ed segna di controbalzo di sinistra, bellissimo, gran gol che gli levano. Pare che sia andato a rilassarsi a Sorrento, bravo, e torna più incazzato di prima, perché poi la reazione dopo il gol annullato l'ha avuta e correva come un dannato. Vediamo cosa riusciamo a fare con l'Inter. Sarebbe proprio bello, dare una risposta sul campo in maniera seria. 7 Spinazzola, grande impatto sulla gara, forse 7 è un po' troppo, però va. Capisco il voto alto, perché rispetto a Gutierrez, rispetto a quello che ti può dare Oliveira, punta l'avversario in velocità, ci ha provato anche il tiro, mette cross, insomma va gestito bene per non perderlo, per non vederlo fuori forma, ma è lui il più grande acquisto forse di quest'anno.
insieme a Oilun. Mare non ci sei più, un po' fuor d'acqua anche lui, quando inizia un pochino deve trovare le distanze con gli avversari e con la palla, ma riesce a mettere l'assist decisivo per Di Lorenzo. D'altra parte gli chiedono di fare il braccetto che avanza quasi da terzino destro, quindi vediamo pure lui se parte. Cremonese, Torino adesso stanno dicendo noi ce lo facciamo come l'anno scorso. Paura. 5 meno per Lucca, trovate una soluzione per Lucca, perché purtroppo con tutto il bene che vogliamo ai nostri giocatori che vestono la nostra maglia, l'atteggiamento in capo si vede, e ti spieghi il perché non ci si punta se non per ultimi minuti finali, e in quegli ultimi finali devi fare il Simeone. Se non fai il Simeone che aggredisce ogni palla, per me vuol dire che hai la testa altrove, ed è bene che tu vada a giocarti le tue chance da qualche altra parte, a dimostrare talenti che probabilmente hai ma che non metti. Se non metti la testa non vedremo il talento. 6 meno per Conte, vabbè, voglio dire, 3,5 per l'arbitro, mettiamoci dentro il VAR, il voto è 0 e abbiamo raggiunto il massimo, delle nuove vette. Vedremo domani Open VAR cosa ci racconta. E questo vado a fare un editing che sarà lunghissimo per rendere il video più piacevole all'occhio attento degli amici bellini che guardano, commentano, condividono e lasciano i like, nonostante insomma sia un pareggio che ci allontana da quello che è l'obiettivo primario, visto che l'Inter la sfanga, hanno dominato col Parma, non diciamo sciocchezze, e arrivano indubbiamente favoritissimi allo scontro diretto. A me mi sta pure bene che l'Inter sia favorita. Vorrei semplicemente che quando il Napoli ha una reazione così veemente di fronte a una partita non approcciata male ma sviluppata non bene nel primo tempo, poi la reazione ce l'hai, avrei voluto essere premiato. Fai 4 gol più o meno, quelli che ti danno, quelli che non ti danno. Sarebbe stato bello avere i 3 punti, ma non fa niente. Utilizziamo questi 2 punti persi, trasformiamoli in rabbia agonistica e andiamo a continuare il nostro campionato. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Postategli le immagini, fate gli screenshot e postate le immagini vere. Poi, se si fidano, altri continueranno a mentire per la gola, non ci possiamo fare niente. Monaco, life is life, e tu non ti arrendi, sospendi e riprendi, sorprendi.